Replica odierna del presidente dell'Acragas alla lettera inviata agli organi di stampa da parte del presidente del Pro Favara in occasione del derby Acragas-Pro Favara. Castronovo afferma come, dopo aver riflettuto a lungo sul vergognoso e offensivo comunicato stampa redatto dalla dirigenza del Pro Favara a titolo personale, atteso che lo stesso si sostanzia in un inspiegabile, immotivato e ingiustificato attacco esclusivo alla mia persona, sia come presidente, come uomo e professionista, pur non volendo scadere per il mio stile di vita nel basso livello in cui sono scesi i miei accusatori, ma al solo fine di ristabilire la verità dei fatti artificiosamente artefatta dalle vile calunnie e falsità che sono state rappresentate ad arte agli organi di stampa. In via preliminare intendo evidenziare che non accetto lezioni o rimproveri da una società il cui presidente, Rino Castronovo, risulta a tutt'oggi essere gravato da Daspo. Quindi viene intanto spontaneo a chiedersi da quale pulpito viene la predica. D'altronde è evidente che la storia personale e professionale dell'avvocato Castronovo è diversa rispetto a quella dei miei delatori. Mi preme spiegare anche a futura memoria ciò che realmente è accaduto domenica pomeriggio allo Stadio Seneto, prima e durante e dopo il derby Acragas Pro Favara, posto che quanto narrato dai dirigenti favaresi risulta essere totalmente falso, trattandosi chiaramente di una dolosa mistificazione della realtà al fine di assumere incomprensibilmente agli occhi dell'opinione pubblica la nuova veste di vittime, utilizzando a tal fine questo grave attacco mediatico nei confronti del presidente della maggiore squadra di calcio della città dei Templi. Sia chiara da subito una cosa: nessuno, né tantomeno lo scrivente, ha mai aggredito o tentato di aggredire nessuno, né tantomeno qualcuno si è mai scusato per condotte violente che sarebbero state poste in essere non essendosi le stesse mai verificate. In conferenza stampa poi è stato da me fornito agli organi di informazione semplicemente un personalissimo giudizio sulla gara, ribadendo al contempo il massimo rispetto che nutro ancora oggi per Favara e i favaresi. Venendo poi alla presunta trattativa estiva per acquistare il titolo del Pro Favara, il fatto che la dirigenza ha allestito la squadra per la stagione calcistica 2019-2020 solamente a seguito della presenza dell'Acragas nel massimo campionato regionale di calcio. Trattasi di episodi riferiti senza alcun intento offensivo, che non ledono in alcun modo e sotto nessun profilo l'onorabilità di alcuno, ma nel contesto del discorso svolto in sala stampa apparivano di rilievo per cercare di fornire una plausibile spiegazione circa le plurime manifestazioni di odio manifestate da diversi soggetti dell'entourage favarese nei riguardi dello scrivente. Ciò posto, poiché dal contenuto del comunicato stampa che con la presente si contesta in toto emergono chiaramente frasi lesive alla mia immagine e reputazione, nonché del mio onore, considerato che sono stati raccontati pubblicamente episodi artificiosamente travisati o addirittura mai verificatesi. A scanso d'equivoci affermo, nella parte finale della nota stampa del Pro Favara si rappresenta sin d'ora che nella gara di ritorno sarò certamente presente, così come saranno certamente presenti i tifosi agrigentini, anche per sperimentare de visu la grandezza di questa tanta enfatizzata e decantata ospitalità del cuore giallo-blu. Spero che, trattandosi di calcio e non essendo accaduto nulla di particolarmente grave o irrimediabile, si possa, conclude Castronovo, presto ricomporre ogni dissidio, seppellendo definitivamente ogni ascia di guerra, al fine di ripristinare i buoni rapporti esistenti da sempre tra me e la dirigenza della Pro Favara, anche perché, avendo io sangue favarese, tengo a precisare che non ho mai realmente inteso offendere il paese che ha dato i Natali ai miei genitori e nel quale vivono tanti miei parenti e cari amici.